Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione del TG Flash. Andiamo subito ad ascoltare quali sono le notizie raccolte in questa prima parte della giornata. La polemica sullo stabilimento fascista Sottomarina non si placa. Ieri le dichiarazioni del consigliere comunale Sandro Pupillo affidate ad un post su Facebook e l'immediata risposta del Movimento Italia Sociale non si è fatta attendere. Oggi abbiamo intervistato l'esponente Gianluca De Ghenghi. Individuare un problema di possibili spettri o ritorni del fascismo rispetto a quell'episodio di Punta Canna mi sembra una cosa un po' forzata, perché lo vede qualsiasi persona di buon senso che è una cosa che fa parte di certo folklore che appartiene a un, diciamo, a una, chiamiamola destra deteriore, che comunque anche delle manifestazioni così goliardiche che più che far sorridere non dovrebbero fare. Quindi mi è sembrato esagerato il tono del post, dove subito si corre ad agitare lo spettro nazifascista e a ricordare il pericolo immanente che tuttora minaccia l'Italia liberale e democratica. Di fronte a cose come queste viene veramente da chiedersi se il Parlamento abbia veramente una visione seria di quello che può essere l'argomento fascismo o un possibile, secondo me, legittimo ritorno, non del fascismo in sé o del fascismo di regime, quello che è tanto caro ai fumetti della storiografia resistenziale, ma una visione fascista del mondo, della nazione, dell'organizzazione della società, che io trovo sia legittima tanto quanto le altre visioni, e anzi io trovo che sia meravigliosa, quindi è giusto anche da parte di certa sinistra averne paura. È insulso, ingenuo pensare che anche chi ancora aderisce al bacino ideale del fascismo non si sia attualizzato nel pensiero, nei programmi e nel desiderio di poter esprimere nuovamente quello che è lecito e gli possa esprimere, cioè la propria visione della società. Torneremo a parlare di questa vicenda con una versione più lunga e la versione integrale del breve spezzone che avete visto nel TG di questa sera. Intanto però passiamo alle notizie che riguardano la Fondazione Eroi. Ieri, dopo comunque le varie dichiarazioni del nuovo CDA, c'era Stelle con uno dei suoi esponenti veneti e comunque di maggior rilievo, Enrico Cappelletti, che aveva detto: in base allo statuto della fondazione il lascito del fondatore avrebbe dovuto essere utilizzato esclusivamente per promuovere la cultura e l'arte vicentina, e in questo senso Cappelletti aveva attaccato la gestione Zonin dicendo che ci debba essere una necessaria chiarezza, parole che trovano un eco da parte di un altro settore della politica veneta e vicentina, quella di Matteo Tosetto, il commissario provinciale di Forza Italia, e che ha detto: gli amministratori locali e gli esponenti politici non devono essere nel CDA della Fondazione Eroi. Tosetto ha poi ricordato come sia giusto che il nuovo CDA pubblichi al più presto, renda noti al più presto i bilanci degli ultimi 5 anni e proprio per dare rafforzo a quanto detto in questi giorni dal nuovo CDA, è anche giusto prendere in considerazione un'azione legale con chi ha sbagliato e con chi evidentemente ha danneggiato la fondazione, quindi si parla della gestione Zonin. Ora un piccolo spot pubblicitario. Giochi di una volta, un'originale idea a regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15.
Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Bentornati in studio, parliamo ora di banche. Primo risarcimento per gli azionisti delle banche venete. L'arbitro per le controversie finanziarie della Consob ha infatti emesso una prima decisione sulla vicenda del crack della Banca Popolare di Vicenza che ha coinvolto migliaia di azionisti. La controllata Banca Nuova è stata condannata a restituire circa 47.000 euro a un imprenditore siciliano per l'acquisto di azioni della controllante Banca Popolare di Vicenza, che non avevano più valore corrente a causa delle vicissitudini dell'Istituto di Credito Vicentino. E sempre su questo tema vi ricordiamo che in questo momento è in discussione alla Camera il DDL sul salvabanche, quindi sulle banche venete, e secondo il programma dei lavori in questo momento ci sono le dichiarazioni di voto, poi appunto verso sera potrebbe essere approvato il DDL, poi dovrà passare per il Senato e c'è tempo per questa ultima cosa, per la scadenza appunto del decreto legge fino al 24 agosto. Sono in corso i saldi estivi, scopriamo se i vicentini spendono. Sono in corso i saldi estivi, ma i vicentini aspettano davvero che i capi siano in saldo per acquistare? Noi glielo abbiamo chiesto. Saldi estivi, lei sta comprando? No, non compro nulla, perché ho già troppa roba e quindi potrei anche fare un mercatino dell'usato magari, che sarebbe un vero saldo. Lei signora? No, guarda, sto vestito qua che avrà 25 anni, giro quello che go. Anche perché non sai che si trova roba che ne sconfifera più di tanto, a dire la verità. Certo, assolutamente. Quanto ha speso fino adesso? Ho intenzione di spendere? Non lo so, magari 100 euro da spendere nell'estate. Quindi si approfitta dei saldi per rifarsi il guardaroba? Io vado a vedere i giorni prima dei saldi e poi arrivo in negozio quando ci sono i saldi, perché anche se è solo il 30% vale la pena. A dirti la verità non aspetto mai i saldi, cioè quando mi serve qualcosa io la compro. Quindi non ne approfitta di capi scontati? No, di solito no. Estivi, ne approfitta per comprare? Sempre. Sì, quindi sì. Lei aspetti i saldi per rinnovare il guardaroba? In linea di massima sì. Sì. Quanto ha intenzione di spendere? Non ne ho idea, quello non guardo quello, nel senso, se mi piace qualcosa lo prendo, però non eccessivamente comunque. Io sono vecchia e ho gli armadi pieni di roba e allora non compro niente. Certo, approfitto. Quindi preferisce prendere le cose scontate di solito? Non conoscendo il prezzo di prima, dopo scontato che siano scontate. Cosa compra abitualmente in saldo? Abbigliamento e scarpe. Quanto ha intenzione di spendere? Si è dato un limite oppure no? No, vado a sentimento. Vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alle 18 con il TG+. Arrivederci e grazie. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita.
La cupola, se la conosci, la demolisci.